Assolutamente, no, non credo questa cosa qua. E metto le mani in fuoco, assolutamente no, e come ho detto un po' a tutti, no, lui aveva un sogno di aprirsi un food truck, non fare affari di di queste cose qua. Assolutamente non sono d'accordo. Georgiana Costacche non ci crede e nega categoricamente il coinvolgimento di Marco Cossi in un presunto progetto di attività di spaccio. La 39enne, ex moglie del 48enne ucciso con più di 15 coltellate a Padova, non crede quindi alla versione fornita da Samuele Donadello agli inquirenti. Proprio quest'ultimo doveva essere il futuro socio in un progetto di food truck che sarebbe dovuto partire proprio la sera dell'aggressione. Secondo una prima ricostruzione, la lite tra i due sarebbe nata da contrasti legati alle presunte attività illecite, tra cui l'ipotesi che il chiosco potesse nascondere un traffico di droghe sintetiche e sigarette al THC. Una versione che non convince però l'ex moglie, con la quale Marco era stato sposato fino al 2019. Resta inoltre da chiarire, attraverso gli esami tossicologici, se Cossi fosse sotto l'effetto di sostanze al momento dei fatti. Anche su questo punto, l'ex moglie ridimensiona, ammette un consumo occasionale ma limitato al tempo libero. Conosco Marco da quando avevo 17 anni. Non ho mai avuto problemi con lui su questa cosa qua. È vero, posso dire, ok, finiva la settimana, fumava una sigaretta di quella così, ma solo per rilassarsi, tranquillo in casa, senza le mani sul volante, cioè basta così. Ma per fare affari? Assolutamente no, no. Conosco molto bene Marco e non era questo tipo di uomo. Diversi gli amici che avevano messo in guardia Cossi proprio da Donadello. Tutti gli amici gli dicevano: stai attento, non va bene che ti chiede sempre soldi. Cioè, non è stato uno che gli ha detto ok, non lo conosciamo come Masterchef, ecco, c'ha questo soprannome. Stai attento con Masterchef perché veramente non va bene con questa persona. C'è però chi Samuele Donadello lo conosce fin dall'infanzia e lo descrive in maniera completamente diversa. Tra questi Demis Perdoncin, titolare del Caffè Noir di Bresseo, bar frequentato dal 47enne ora in carcere. Persona tranquilla, una buona famiglia, non aveva molto un lavoro stabile ultimamente, ma comunque era sempre stato un lavoratore, una persona che si è sempre impegnata. E ne si aspettava una cosa del genere? Non se l'aspettava assolutamente nessuno, siamo ancora increduli, facciamo ancora fatica a credere a quello che abbiamo letto. Io faccio fatica onestamente a crederci, poi ovviamente gli inquirenti faranno il loro corso. Non credo, non mi sembrava e poi conoscendo poi la famiglia assolutamente mi sembra che lui fosse lontano da queste cose.